Il centro storico di Napoli è ricchissimo di luoghi straordinari da scoprire e da vedere di persona. Qui c'è il Real Orto Botanico, un progetto voluto dai Borbone e realizzato poi da Bonaparte. Ma più in là c'è anche Piazza Carlo III, piazza bellissima con l'Albergo dei Poveri, una struttura incredibile. Ma il motivo per il quale sono qui a Via Foria è andare a trovare il mio amico Carletto, vale a dire la cucina di Mammà. Carletto! Ciao Giampa! Come promesso ti sono venuto a trovare, però lo sai che non vengo solo per il piacere di salutarti, ma ovviamente perché voglio assaggiare la tua cucina. Mangiamo insieme? Che mi fai assaggiare? Bobbechi. Va bene, vado a tavola. Sei arrivato a mani vuote però. No, arriva. Senti, io mi ricordo di te da sempre qua in questo locale, ma quanti anni sono che stai qua? 20. Con grande soddisfazione. Grandissime. Tua e delle persone che chiaramente vengono a mangiare. Ecco. Promessa mantenuta, è arrivato, ma è bellissimo. Tu compri sempre il pesce al porto? Sempre. In due Sempre porti mi dicevi, no? Sì, Granatello e Pozzuoli. Che hanno due tipi di pesce diverso. Spiegami quali sono. Allora, questo qua è un pesce da amo. È uno scorfano locale di Fondale, sì. E a Pozzuoli sono pesci di irezzaiuole, li chiamano, quelle Cioè? barchette piccoline, sai? Ok, quindi devo andare a pescare con la Invece a rete. Granatello facciamo la pesca di paranza. Paranza con reti da traino, no? Sì, quindi i pesci anche quelli più piccoli per intenderci. Là fanno paranza, mazzamma, fanno polipetti, seppie. E tu un po' di gamberi queste bianchi. cose. E tu un po' di queste cose dopo me le fai assaggiare. chiaramente. Senz'altro, dopo facciamo un po' di paranza. Ma adesso andiamo su questo però, Sì. aggrediamolo. Assaggiamo? Questo è uno scorfano, Scorfano. che è un pesce brutto da vedere, insomma, È buonissimo però bisogna capire il sapore. Vieni. Arrivo, ci vedo dei pomodorini qua dentro. Sì. Questi sono i pomodorini, Rupien là. esatto, che sono per intenderci quelli che si sistemano tutti nel grappoletto e poi vengono messi. Ma tu ce li hai, ti aiuto, tu ce li hai in cucina i Sì, pomodorini? Cioè c'hai il piennolo in cucina? Sempre. Anche perché prende un po' di sapore, prende un po' di Sì. aroma. Benissimo. Beh, allora io direi che qua dobbiamo iniziare. Iniziamo? Con che pasta hai abbinato questo pesce? È un pacchero di Gragnano. Un pacchero, che sarebbe lo schiaffone Sì. per intenderci, che diventa a Napoli ovviamente il pacchero, che va tagliato perché è di dimensioni, diciamo, generose. Sentiamo. appetito. Buon appetito anche a te. E come al solito l'abbinamento tra questi pomodorini e il pesce è straordinario. Pesce freschissimo che poi innaffiamo con una falanghina dei Campi Flegrei, chiaramente, anche se vedo che dentro c'è una novità, non c'è soltanto il vino. In italiano la chiamano la pesca, però questa è quella per coca. A Napoli. Una cosa ancora in più con pizzi. Che per intenderci viene tagliata, viene messa nel vino, in modo che ovviamente prende un po' di sapore e di Almeno aroma. un'ora prima. Ah, deve restare parecchio a bagno. E poi si Senti beve l'odore, senti. con un profumo eccezionale. Ma dopo la frutta la mangiamo. Come no. E quando decidi di mettere qualcosa nella pentola, nella padella per cucinarla, stai sempre attento ovviamente Sempre. a quelle che sono le origini del prodotto, no? Sempre, però basta metterlo con la mano sinistra, Perché? quella del cuore, no? Cioè ci hai messo anche un po' di basilico, che è una nota particolare tua. Buonissimo. Basilico tuo, Indovinato? Sì, non esatto. comprato. No, mio. Buonissimo. Senti Carlo, però lo sai, io sono goloso, voglio assaggiare un po' di quel filetto. Dammi forchetta e coltello. Mamma mia. Fantastico. Te a mamma, te. È vivo, buonissimo. Altro poco? E questo è proprio dal mare, nella tua padella, fino a tavola. E imboccare.
Meglio di così non l'ho nemmeno tagliato. Se io ti volessi chiedere un consiglio, fai conto che devo portare un'amica a cena stasera, un'amica speciale, ovviamente. Che cosa mi consigli di ordinare? Inizierei con una bella impeperata di cozze, per due motivi. La prima, che la cozza è afrodisiaca. Oh, E la seconda, ci facciamo capire che il pepe. Siamo veraci. Benissimo. Allora mi sa che sceglierò proprio quello che mi hai detto tu. Questo invece che cos'è? Vedo un sacco di pesce, fritto. Sì, fritto. Questi sono triti e merluzzi di Paranza, che andiamo a prendere al granatello. La paranza mi hai detto è quella cosa che si pesca con le reti. Qua ci manca una cosa però nel pescato di oggi. Ci manca Africa estuace. In Che italiano si sarebbe? chiama la surace. Ok. Che è un altro tipo di pesce. Sì. Perché non È c'è tipo una oggi. sogliola, tipo una Non sogliola. c'è oggi No, perché. nel pescato di oggi non l'hanno pescato. Perché questa è una cosa che mangi chiaramente Sì. sulla base di quello che, Sì, che sì. trovi, no? Però mi hai detto prima che esiste anche un altro tipo di prodotto per fare il pesce fresco, diciamo un Sì. po' inferiore di livello? Quelle amazzam sarebbero i pesci di scarto, che Ok. vanno fatto fritti o a zuppa, però sono di assoluto livello, sono buonissimi. Cioè li mangi appena Sì, pescati? sì. Vabbè, allora dobbiamo aggredire questi. Sì. Fammi capire. Una bella triglia. E il merluzzetto. Bel merluzzo. E il limone, chiaramente. Il limone te lo premo io. Ah, benissimo. Servito e riverito oggi proprio. Questo lo vai a scegliere tu in prima persona direttamente. Sì, diciamo di sì, solo che il problema è questo, che noi quando faccio la paranza, io mi prendo tutta la pesca, non è che vado a scegliere il pesce, capito? Quello che è la pesca, quello prendo tutto, mi prendo tutta la barca, diciamo, dai. Tutta la barca. Sì. E questo ti garantisce di dare ai tuoi clienti chiaramente sempre un prodotto assolutamente freschissimo. Perfetto. Carlo, grazie per questo viaggio incredibile che mi hai fatto fare. Siamo partiti da Gragnano con la pasta, siamo saliti sul Vesuvio con i pomodorini del Piennolo e poi siamo scesi verso il mare. Prima a Pozzuoli con lo scorfano, poi siamo andati al Granatello con la paranza, frittura straordinaria e poi abbiamo concluso con una falanghina dei Campi Flegrei, veramente eccezionale. Grazie a te per questo viaggio, il nostro continua.